buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e bentrovati. Pochissimi ma buonissimi. A cominciare dal relatore di stasera, il professor Montessoro, al quale do il benvenuto e ringrazio. Grazie, buonasera a tutti. E accanto a me anche la dottoressa Missana, che per l'università ha curato questo ciclo di presenze sul territorio che noi riteniamo essere molto importanti come comune, che abbiamo appoggiato. Evidentemente abbiamo del lavoro da fare a livello di divulgazione, comunicazione e collocazione degli eventi, ma per avere più partecipazione, ma non ci scoraggiamo, anche perché l'evento verrà registrato e ci sarà possibilità di recuperarlo online. Tra l'altro oggi eravamo sotto un allerta meteo fino alle ore 12, che poi che ci ha imposto a ripararci in teatro, e quando abbiamo visto che fuori c'è un bellissimo sole, ma insomma noi non ci scoraggiamo e ci apprestiamo a vivere un momento molto importante, molto attuale e soprattutto molto utile, con il rigore scientifico che l'Università di Udine sa dare al proprio territorio, accompagnato con capacità divulgative che, come abbiamo visto dal primo incontro con la professoressa Compagno e come vedremo oggi, sono davvero eccellenti. Per cui passo la parola alla dottoressa Missana e poi al professor Montessori. Grazie. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qui a Tolmezzo oggi. Ringrazio il signor Sindaco Francesco Brollo per l'ospitalità e proprio parlando con il Sindaco, quando abbiamo proposto il nostro ciclo di conferenze, uno dei temi che è venuto fuori proprio dalla sua esperienza, dalla sua conoscenza della popolazione, è stato quello dell'informatica. E oggi infatti parleremo di informatica e di cyber security quotidiana. Smartphone, tablet, smart TV sono dispositivi di uso quotidiano che possono diventare un grosso problema se usati così, senza le dovute precauzioni. Ecco che oggi il professore qui presente, il professor Pierluca Montessoro, illustrerà le radici del problema, fornirà gli elementi utili da adottare e quindi le buone pratiche da adottare per un uso consapevole di questi strumenti tecnologici, una sorta di manuale di sopravvivenza nel mondo digitale. Ma chi è il nostro professor Montessoro? Pierluca Montessoro è professore ordinario di sistemi di elaborazione presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura presso l'Università degli Studi di Udine, si è laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica ed è stato ricercatore presso il Centro Elaborazione dei Segnali del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Svolge attività di ricerca, di didattica, e nel settore delle reti dei calcolatori, dei sistemi distribuiti e della sicurezza informatica. È stato consulente scientifico della Digital Equipment Corporation a Houston. Grazie ai suoi studi e per l'applicazione delle tecniche multimediali alla produzione professionale musicale e audio-video, è consulente tecnico della magistratura e di studi legali per procedimenti riguardanti proprio la pirateria informatica in quei settori appunto audiovisivo e multimediale. All'università è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica e del Centro di Calcolo. È coordinatore del corso di laurea in Ingegneria Elettronica e delegato del Rettore per l'informatica e le reti. Presidente del Consiglio del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali dell'allora facoltà della formazione e membro del comitato tecnico del Cineca, autore di oltre 70 pubblicazioni. Attualmente la sua ricerca è orientata alle reti di calcolatori, alla sicurezza informatica e al pervasive computing. Ma prima di dare la parola al nostro illustre relatore, guardiamo il video che abbiamo fatto e regalato al Comune di Tolmezzo, che ci mostrerà le bellezze di questa bella cittadina
e ci mostrerà il patto che il sindaco ha stipulato con il Magnifico Rettore e con i suoi delegati e che mostra proprio quanto l'Università di Udine si voglia occupare del proprio territorio. Grazie. Per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Bene, come avete visto, l'Università di Udine è estremamente attiva anche in tantissime attività laboratoriali di cui siamo orgogliosi e soprattutto in cui noi docenti mettiamo veramente la passione, perché anche la parte più bella, divertente e interessante del nostro lavoro, e sono laboratori in cui riusciamo a coinvolgere gli studenti. Cito il fatto che molte delle riprese, come avete visto, come ormai succede dappertutto, sono fatte con i droni. Io a ingegneria elettronica, perché sono stato anche coordinatore del corso di laurea in ingegneria elettronica, ho avviato un laboratorio di droni e sui droni lavorano anche altri colleghi del Dipartimento di Matematica e Informatica, e quindi abbiamo una serie di attività assolutamente all'avanguardia e stiamo al passo con gli sviluppi della tecnologia. E uno degli sviluppi della tecnologia è chiaramente quella delle reti dell'informatica, per cui adesso vi racconterò qualcosa a proposito di questo tema della cyber security quotidiana. Perché cyber security quotidiana? Perché anche se questo viene sottovalutato, molto spesso non ci si pensa, la sicurezza informatica ci coinvolge direttamente, ci coinvolge come lavoratori, ma anche come cittadini, ci coinvolge quando stiamo svolgendo attività di svago, sport, eccetera, perché ormai la maggior parte delle nostre attività transitano in qualche modo attraverso dei servizi informatici, e sui servizi informatici sempre di più c'è questa ombra che incombe, che è il problema della cyber security. Cyber security di cui si sente sempre più spesso parlare, giornali, telegiornali, eccetera, e che ha effetti sempre più evidenti ed eclatanti. Questo ve lo ricordate perché è successo poco tempo fa. Regione Lazio, un potente attacco hacker, potente attacco informatico che ha bloccato i sistemi di gestione delle prenotazioni delle vaccinazioni della regione. Allora, potente attacco hacker, in realtà sembra che il potente attacco hacker sia stata una banale mail di phishing che è probabilmente stata aperta dal figlio di un dipendente che stava usando il computer del padre a casa. Non un potente attacco hacker, un banale strumento
che oggi viene diffusamente utilizzato per attaccare i sistemi di chiunque, che ha colpito il soggetto che in quel momento era più vulnerabile, quello che non stava prestando attenzione a quello che faceva, magari perché se era veramente il figlio, il ragazzino, non lo sapeva neanche, e questo apre il problema appunto della cyber security quotidiana, il fatto che tutti siamo coinvolti a tutti i livelli e, ahimè, a tutte le età. Tramite questa mail il computer è stato infettato con il software, il cosiddetto malware, che era così stato installato su questo computer. Una volta collegato il computer all'interno dell'azienda per le normali attività lavorative, questo software ha iniziato a propagarsi e a criptare i dati, quindi far perdere i dati alla regione. E quindi capite che i comportamenti nel nostro ambito totalmente scollegato apparentemente da quello lavorativo, il nostro ambito familiare, hanno delle implicazioni strettissime con il problema della cyber security, sia dove lavoriamo, ma più in generale nella nostra società, perché non è detto che le nostre azioni possano avere delle conseguenze limitate a determinati punti che noi possiamo prevedere. Possiamo anche essere soggetti, e lo vedremo anche come, che alimentano la possibilità di scatenare attacchi verso terzi magari di cui noi non siamo neanche a conoscenza. D'altra parte il problema della sensibilità, della trascuratezza con cui si lavora in termini di sicurezza è evidente se andiamo a fare attenzione a tante cose che vediamo succedere attorno a noi. Se prendete una troupe televisiva che sta realizzando un servizio per il telegiornale e riprende una normale attività in degli uffici pubblici e ci mettete insieme una testata giornalistica di una televisione nazionale che non è assolutamente sensibile al problema della cyber security, tanta disattenzione, shakerate tutto, che cosa ottenete? Ottenete questo. TG3 nazionale, 6 marzo di quest'anno, servizio sui vaccini, prenotazioni, centro prenotazione vaccinale. Nelle immagini che sono state trasmesse per televisione troviamo il cartello appeso al muro dell'ufficio delle prenotazioni con nome utente e password che veniva utilizzato per fare le prenotazioni. Ora, il nero l'ho messo io, non era stato messo nella trasmissione. Ora capite che qui c'è una catena di trascuratezza nella mancanza di consapevolezza nella gestione della sicurezza. E la prima, ovviamente, il primo anello è legato a chi ha appeso quel cartello. Capisco che il problema di gestire le password per permettere a chi lavora di accedere ai computer sia un problema che va gestito, ma non va gestito appendendole e rendendole così pubbliche. In un ufficio, soprattutto dove c'è l'accesso del pubblico, ma questo è in realtà irrilevante perché chi vuole attaccare un sistema trova il modo di entrare negli uffici per scoprire se c'è qualche informazione utile di questo tipo. Poi ovviamente c'è il problema di chi ha fatto le riprese, di chi le ha trasmesse, di chi non si è preoccupato minimamente del fatto che lì c'era un'informazione estremamente sensibile. E questo ci porta a riflettere sul perché esiste questo problema
della cyber security in modo così diffuso. Questa immagine, non so se qualcuno la riconosce, ma è un'immagine del film War Games. Quello è il ragazzino che per gioco è riuscito a entrare nei sistemi della difesa americana, scatenando poi alla fine un rischio di una guerra nucleare. Bene, l'immagine dell'hacker che c'era in quel periodo era esattamente questa. Il ragazzino che per una sfida puramente intellettuale cercava di violare i sistemi informatici. Ora siamo nel 2021 e quindi questo potete scordarvelo. Non è più così, non è più così da anni, da qualche decennio ormai. La cyber security è un problema di criminalità organizzata. Si fa profitto, molto, si spende per acquisire armi informatiche e le si usa per attaccare tutti i sistemi che possono generare in qualche modo profitto o potere. Quindi il problema della cyber security è un problema di sicurezza che deve nascere dalla prima consapevolezza, che è quella che chi vuole attaccarci, i cattivi esistono, ci sono molto attivi, hanno interesse a operare. Quindi, primo problema di consapevolezza. Secondo aspetto di cui dobbiamo essere consapevoli è che i sistemi sono estremamente complessi, estremamente difficile sviluppare tutta quella serie di sistemi informatici che permettono ai cattivi di crittografare i nostri dati, acquisire le nostre credenziali, fare le spese al posto nostro sulla nostra carta di credito. Non sono cose semplici, ma il cattivo non ha bisogno di essere così preparato. Il cattivo ha solo bisogno di due cose, un po' di soldi e assenza di scrupolo. È fatta, perché gli strumenti si comprano. Esattamente come il terrorista non ha bisogno di saper costruire un fucile o costruire altri tipi di armi perché le compra, il criminale informatico non ha bisogno di scrivere il software per attaccare, lo compra dove? Sul dark web. Il dark web è quella parte del web, quella parte di internet come impropriamente si dice, che non trovate facendo la ricerca su Google. Vi permette di accedere a una piccola porzione di internet. Poi c'è una parte delle informazioni contenute nel web che sono nascoste e in massima parte sono informazioni assolutamente normali, ovviamente legali, tipo tutti i database anagrafici di tutte le organizzazioni a cui si accede tramite un account, autorizzazione, poi vado a vedere i dati. Però poi c'è una parte di web molto nascosta che viene gestita tramite sistemi di accesso anonimi, dove invece si sviluppano principalmente attività criminali e fra queste proprio l'acquisto di strumenti per eseguire attacchi di tipo informatico. Quindi criminalità organizzata, strumenti disponibili e questo fa sì che i nostri sistemi siano sistematicamente, e noi stessi siamo sistematicamente sotto attacco. D'altra parte però potrete dire, ma questi sistemi così sofisticati, il computer che costa così tanti soldi, lo smartphone che costa così tanto, che ha così tante funzionalità, eccetera, perché non mi protegge? Perché è così vulnerabile? Il problema è che questi sistemi sono ormai così complessi da impedire all'essere umano di effettuare un vero controllo di che cosa fanno.
Cioè, anche i tecnici, ogni tecnico è in grado di analizzare, valutare, eccetera, quando va bene, una piccola porzione del codice. Spesso i codici che vengono utilizzati sono così complessi, per cui non sempre siamo realmente sicuri di come si comporti in ogni qualsiasi possibile situazione. E queste sono cose che chi sviluppa gli strumenti di attacco conosce bene e sfrutta. Cosa significa che sono così complessi? Che, per esempio, i sistemi operativi, cioè il computer con il software di base proprio che serve per farlo utilizzare, sono grandi decine di milioni di righe di codice, quindi di istruzioni. Capite che se anche Windows 10 non è open source, non è uno di quei sistemi in cui voi potete leggere il codice per vedere veramente che cosa fa, ma anche se lo fosse, cosa ve ne fareste? Cioè, quando avete finito di leggere e capire questi 10 milioni di linee di codice, è già ora di andare in pensione, anche se la pensione viene continuamente rimandata, comunque non arriverete al fondo. Google ha un sistema da 2 miliardi di linee di codice, vengono fatti aggiornamenti nell'ordine di 15.000 al giorno, quindi è un sistema che chiaramente non può essere controllato direttamente da chi vuole essere sicuro, per cui noi non possiamo dire siamo sicuri che questo sistema funzioni, soprattutto con questa quantità di codice, con questa dinamicità del codice, inevitabilmente gli errori ci sono e gli errori vengono sfruttati. Quindi vi invito a pensare ai nostri sistemi informatici come a un qualcosa che dentro ha questa marea di attività che noi non conosciamo, che vengono svolte totalmente fuori dal nostro controllo e fuori dalla nostra conoscenza, però vengono svolte. Tant'è vero che ogni tanto il computer vi dice guarda è successo questo, guarda che c'è questo aggiornamento, guarda che c'è questa cosa qua, ma voi non gliel'avete chiesto, ha fatto tutto da solo. Ha fatto tutto da solo perché ci sono tante attività che vengono svolte dai sistemi in modo totalmente autonomo. E fra queste attività ovviamente può nascondersi qualcosa di malevolo, il cosiddetto appunto malware, da software malevolo. Questo è un esempio molto inquietante di malware, e però è un esempio che è molto concreto. Quando voi scrivete la password per accedere a un sito, magari al vostro servizio della banca online, la password in genere non viene visualizzata, vi sarete accorti più volte che vengono i puntini, perché così se c'è qualcuno alle vostre spalle non può leggerla. Ma se avete scaricato un qualche programma da uno store, Google Play o Apple Store, eccetera, e avete avuto la sfortuna che quel programma conteneva un malware detto Cloak and Dagger, che è un malware che purtroppo è abbastanza diffuso ancora, quello che voi scrivete sulla tastiera viene trasmesso all'hacker che ha diffuso quel software. Come fa? Semplicemente costruisce una tastiera trasparente che sta tra il vostro dito e la tastiera vera del servizio che voi state utilizzando. Quindi tutto quello che voi schiacciate, anche se poi compare con i pallini, in realtà i tasti che voi avete premuto, li avete premuti attraversando questa tastiera trasparente, e quello che avete fatto viene spedito all'attaccante. E questo è uno dei numerosissimi esempi di come questa complessità può essere sfruttata per attaccare i nostri dati e accedere ai nostri sistemi a nostra insaputa. Ovviamente lo scopo di tutti questi sistemi di attacco è quello di funzionare senza che noi ce ne accorgiamo, per cui restano nascosti. Mentre i primissimi virus
siccome effettivamente erano stati sviluppati da qualcuno che lo faceva per gioco, avevano lo scopo di far vedere che ero riuscito ad attaccare il sistema. I primi virus facevano comparire una pallina che rimbalzava sullo schermo, erano sufficientemente innocenti, ma lo scopo era dire guarda come sono stato bravo, che sono riuscito a fregarti, adesso sul tuo schermo c'è la mia pallina. Adesso i programmi di attacco si guardano bene dal dirvi guarda che ci sono, tutt'altro, stanno nascosti, perché così possono operare il più a lungo possibile senza che noi ce ne accorgiamo. E quindi dobbiamo renderci conto, terzo elemento di cui dobbiamo essere molto consapevoli, che si tratta di una questione di fiducia. Quando noi utilizziamo gli strumenti informatici, le reti, noi diamo fiducia a un sacco di soggetti diversi. E di conseguenza dobbiamo agire sapendo che diamo questa fiducia a qualcuno. E se sappiamo che diamo questa fiducia, cominciamo a valutare bene che cosa facciamo e se effettivamente quello che facciamo è più o meno a rischio rispetto ai livelli di fiducia che stiamo introducendo. A chi diamo fiducia? Nei fornitori dei servizi, ovviamente, ma questo è ovvio, se diamo i soldi alla nostra banca, anche il sistema di home banking è legato a questo rapporto di fiducia. Ma poi anche chi gestisce le reti che trasportano i nostri dati, che non è lo stesso. Poi abbiamo i fornitori del software e dell'hardware, di coloro che ci forniscono le reti, perché chi vi fornisce il servizio di rete non costruisce l'hardware, non scrive il software, lo compra e lo usa, ma quindi ci stiamo fidando di qualcun altro. A qualcuno forse starà venendo in mente, ma allora forse quel discorso Huawei, gli Stati Uniti che non vogliono più. Eh sì, esattamente questo. Quando il fornitore di rete compra dalla Cina l'hardware, si mette in casa un dispositivo che per le stesse ragioni che vi ho raccontato prima, non siamo sicuri di quello che fa. Cioè sappiamo che cosa fa, ma non sappiamo tutto quello che eventualmente in più fa, che noi non vorremmo facesse. Per esempio, prendere i dati che lo attraversano e darli anche a qualcun altro. Poi abbiamo la fiducia ovviamente nei terminali, in chi ha costruito il nostro terminale, il nostro computer, il nostro smartphone. Chi ha sviluppato le app che noi abbiamo scaricato, e questo è un tasto dolentissimo, perché quando noi scarichiamo un'app, è bello scaricare le app, sono gratis, fanno più o meno tutto quello che vogliamo, ma chi le ha scritte? Chi è Mickey J, che è l'autore di questa app carina, che fa un giochino bello? Chi è? Quando noi scarichiamo le app, autorizziamo quel programma ad accedere ai dati del nostro telefono. Se ci andate a guardare dentro, molte app che fanno cose banali, c'è un esempio bellissimo se guardate un po' bene negli store, con la torcia. La torcia è quel programmino che accende la luce, no? Non è che debba fare molto, deve accendere una luce. Però se andate a vedere i permessi che vi richiede, che nessuno lo fa ormai, scoprite che la torcia per accendere la luce vi chiede il permesso di accedere ai dati del vostro computer, ai vostri file, alla vostra fotocamera, al microfono, alle telefonate che avete fatto, alla vostra rubrica degli indirizzi. Cosa se ne fa? È chiaro, li vende, prende i nostri dati per darli a qualcun altro, in cambio di accendervi la luce. Quando va bene, si limita a vendere i dati. Quando va male, prende il controllo del vostro telefono. Poi anche gli sviluppatori del software ormai utilizzano strumenti e quindi anche gli strumenti che usano gli sviluppatori possono essere o no degni di fiducia. C'è stato un caso in cui, a causa dell'utilizzo di uno strumento di sviluppo software, un compilatore, per la piattaforma Apple, è stato messo da un'azienda autorizzata un programma sull'Apple Store
firmato digitalmente da Apple, quindi assolutamente ufficiale, che però era stato compilato con una versione che conteneva del malware del compilatore e quindi conteneva a sua volta del malware, conteneva un ransomware, uno di quei programmi che criptano i dati e poi vi chiedono il riscatto. E questo era ufficiale, è stato per un paio di giorni sul sito della Apple, firmato digitalmente da Apple, a causa appunto degli strumenti software utilizzati da chi sviluppa. Poi abbiamo i progettisti dei sistemi hardware. La prossima frontiera saranno i sistemi hardware che conterranno già del malware. E gli strumenti hardware sono sviluppati da degli ulteriori strumenti software che permettono la progettazione. Ok, avete capito. Il problema della complessità crea una catena di fiducia immensa. E questo riguarda una piccola parte del problema della cyber security. Perché il grosso problema della cyber security, invece, è questo, si chiama social engineering. La social engineering è l'evoluzione di una cosa che è vecchia di secoli, forse di millenni, la truffa. Un po' di faccia tosta, sapere come funzionano le cose e sfruttare questa conoscenza per ingannare le persone. Soltanto che lo strumento informatico consente di fare questo in modo estremamente efficace e in modo estremamente protetto, perché lo fate da remoto, l'attaccante lo fa da remoto, non è quasi mai tracciabile, grazie poi ai problemi anche burocratici di relazione fra i vari soggetti giuridici, di polizia, eccetera, nei vari paesi diventa praticamente impossibile risalire o perseguire chi effettua gli attacchi. Cosa significa social engineering? Significa ingannare qualcuno con uno dei tantissimi strumenti, fra cui quello classico che vi arriva tutti i giorni, la mail di phishing, in cui in una mail vi viene detto che dovete aggiornare i vostri credenziali perché vi hanno bloccato il conto in banca, perché c'è stato un aggiornamento del sistema, perché che avete vinto una lotteria, che vi è arrivata una donazione, che vi chiedono di fare da tramite per un trasferimento di 10 milioni di dollari dall'Africa. Insomma, quelle mail in cui in qualche modo si finisce su un qualche sito in cui vi vengono chiesti dei dati, oppure cliccate da qualche parte, scaricate un file o un programma con del malware e da quel momento iniziano i momenti brutti delle vostre giornate. Brutti, molto brutti, li ha passati John Podestà, che era il chairman, il responsabile della campagna presidenziale di Hillary Clinton, che, vi ricordate gli hacker russi che hanno attaccato? Eccola, questa qua è la mail di phishing che l'ha ingannato e con cui è iniziato l'attacco alla campagna, appunto ai sistemi che gestivano la campagna presidenziale per la Clinton nel 2016. Quando siete sfortunati e cadete in una cosa del genere, è possibile che vi ritroviate poi con un'immagine di questo tipo sul vostro computer, un CryptoLocker, che fa parte di quella famiglia di programmi che vi dicevo prima, si chiamano ransomware, che vi chiedono il riscatto, sostanzialmente, che è quello che è successo alla regione Lazio e che sta dilagando anche qui in regione. La polizia postale mi diceva che regolarmente loro ricevono denunce di questo tipo. Il programma che voi inavvertitamente scaricate o attivate crittografa tutti i dati sul vostro computer e a questo punto vi viene richiesto un riscatto in Bitcoin, cioè una valuta digitale che non è tracciabile, che è anonima e che normalmente è dimensionato come riscatto in base a quanto siete probabilmente disposti a pagare. Non vi chiederanno 100.000 euro
se non siete un grande imprenditore o una grande impresa. Magari ve ne chiedono 150 euro, piuttosto che rischiare di perdere tutto, magari li pagate anche. Purtroppo non sempre succede, non sempre, anzi molto spesso, nonostante si paghi il riscatto, non si riesce a recuperare i dati. E per questo, di nuovo, questa consapevolezza deve guidarci alla prevenzione di cui parleremo dopo. Va aggiunto che questo è uno dei più diffusi, anche se non è l'unico, degli attacchi informatici che subiscono le aziende. Le aziende che sono colpite direttamente o indirettamente, magari tramite appunto i dipendenti che vengono colpiti quando sono a casa perché fanno giocare i figli con il computer che poi si usa al lavoro, perché condividono dati e informazioni sugli stessi strumenti, sullo stesso smartphone su cui ho scaricato la torcia famosa che mi dava accesso a tutti i dati, eccetera, eccetera. Bene, le aziende che sono colpite da attacchi informatici, spesso, purtroppo spesso, poco dopo l'attacco, anche se riescono a ripartire, falliscono, chiudono. Cioè, questa è una statistica che è stata fatta nel tempo in diversi paesi e la situazione è drammatica, perché come molto spesso le aziende non hanno margini enormi per assorbire i danni che può provocare un blackout per alcuni giorni, settimane e le code che poi proseguono per mesi, è facile che l'azienda non recuperi più e quindi debba chiudere. Per questo è importante essere preparati, per questo è importante essere consapevoli dei rischi concreti della sicurezza informatica e prevenirli per mitigarne gli effetti. E sempre a proposito delle aziende, il phishing è tutto sommato la parte più diciamo meno pericolosa, più facile da riconoscere di tutto quello che è il sistema di attacco ai nostri dati, alle nostre informazioni, alle nostre attività che vengono svolte tramite la mail. Perché? Perché in realtà il phishing è sempre un qualcosa di un po' anomalo, di un po' singolare. Facendo attenzione si riconosce che la mail, per esempio, non riporta quei dati identificativi dell'utente e quindi potrebbe essere una mail scritta da chiunque. Un primo elemento di distinzione fra una mail autentica e una di phishing è che la mail di phishing non riporta i vostri dati corretti, riporta dei dati generici. Magari vi chiama con l'indirizzo di mail e non con il vostro nome e cognome, perché l'indirizzo di mail è facile rubarlo, il nome e cognome è già un po' più difficile, associandolo all'indirizzo di mail corretto. L'altra cosa poi fondamentale è che nessuna di quelle mail possono essere autentiche, perché oggi tutte le aziende che forniscono servizi, banche, fornitori di servizi di energia, luce, non mandano mai mail di quel genere. Ormai tutte le mail che vi chiedono dati che possono essere personali, account, eccetera, sono tutte solo di phishing. Ma c'è stata un'evoluzione. L'evoluzione si chiama Man in the Mail, che nasce da una variante del cosiddetto Man in the Middle, una persona che si mette in mezzo, si frappone in una comunicazione. E questo è un fenomeno che sta crescendo, che sta portando profitti agli hacker per miliardi di dollari e che è presente anche molto seriamente e preoccupantemente anche qui da noi, nella nostra regione. Io ho conosciuto aziende che sono state attaccate con questo tipo di attacco e che per fortuna l'hanno anche sventato perché erano sufficientemente preparate e un po' anche perché hanno effettivamente avuto proprio semplicemente fortuna.
Di cosa si tratta? Vi faccio direttamente l'esempio. Avete scaricato una di quelle app famose che accedono ai vostri dati sul cellulare e le vostre mail vengono lette da chi attacca, dall'attaccante, dall'hacker. Soltanto che siete non un impiegato qualunque, ma un impiegato della sezione contabile dell'azienda che gestisce gli acquisti all'estero, vendite acquisti all'estero, e dopo un po' l'attaccante scopre che c'è una sequenza di comunicazioni tipica con le aziende estere, per cui si manda l'ordine, c'è la conferma, si sviluppa tutto il procedimento e alla fine c'è poi la comunicazione contabile per dire bene, devi pagarmi questo qua è il l'IBAN, faccio l'addebito, eccetera, eccetera. Ecco, nel momento in cui l'attaccante ha capito qual è il flusso e decide di attaccare, riconosce il momento in cui voi state aspettando l'informazione critica, per esempio la mail con l'IBAN, e vi fa arrivare esattamente la mail che vi aspettate, perché sa esattamente di cosa si stava parlando, sa chi è l'interlocutore, ha letto tutto ciò che è andato avanti e indietro fino a quel momento, e vi fa avere la stessa mail che voi state aspettando, ma con l'IBAN diverso. Con l'IBAN di una banca in un qualche paradiso fiscale che ovviamente poi scompare nel giro di poche ore e voi versate i soldi nel posto sbagliato. Questo succede, è successo e continuerà a succedere, ed è praticamente impossibile riconoscere l'attacco. Se l'attaccante non fa errori, è impossibile, perché è esattamente la mail che voi state aspettando, con tutti i dati, il formato, eccetera, che vi aspettate. Purtroppo le mail possono essere falsificate, e questo è un problema che abbiamo da sempre, perché quando nascono i protocolli per la rete internet, nessuno si preoccupava della sicurezza informatica perché non esisteva il problema, tutti miravano semplicemente a far funzionare il sistema, non a non farlo funzionare, ad attaccarlo. E questo ce lo portiamo ancora dietro adesso. I meccanismi di posta certificata, eccetera, sono troppo macchinosi, non sono ancora disponibili, e forse non lo saranno per tantissimo tempo, all'utente finale, e quindi normalmente si utilizza una posta che una mail che può essere falsificata. Quindi la consapevolezza dell'esistenza di questo problema cosa deve farci fare? Nei momenti in cui avviene una comunicazione critica facciamo una verifica con un secondo canale. Ormai cominciamo a abituarci all'autenticazione a più fattori, per esempio, no? Vi autenticate, date la password, ma poi mi arriva anche il codice sul telefono. Mi arriva l'IBAN, alzo il telefono e dire, senti, non è l'IBAN dell'ultima volta, non è che, cioè, se l'hai veramente cambiato tu, ok? Una semplice telefonata può farsi risparmiare tanti soldini. E poi c'è il futuro, perché finora abbiamo parlato di quello che stiamo facendo adesso, ma sta già entrando nella nostra vita la Internet of Things. Internet of Things, cioè i sistemi informatici collegati in rete che finora noi utilizziamo dialogando da uomo a macchina, diventano dei sistemi autonomi che dialogano da macchina a macchina per fornirci dei servizi. E quindi abbiamo nell'immaginario collettivo ci sono le automobili che si guidano da sole, che parlano fra di loro, dicono passo io, passi tu, sanno quando il semaforo diventa verde o rosso, eccetera, eccetera, ma anche in modo molto più semplice li abbiamo in casa per gestire e ottimizzare il condizionamento, il riscaldamento, l'accensione o lo spegnimento delle luci, i sistemi anche di che ci permettono di agevolare determinate attività che possono essere delle comodità. Alexa, accendi la macchina del caffè,
perché non abbiamo voglia di alzarci dal divano, ma ben più importante, per anziani, per disabili, tutti i sistemi in cui i nostri dispositivi parlano fra di loro, si azionano fra di loro e forniscono dei servizi poi all'essere umano. Ecco, però la domanda dal punto di vista della cyber security è: siamo pronti? La risposta ovviamente è sì, ci mancherebbe che non ci facciamo trovare pronti per la Internet of Things. Questo si chiama Shodan, non è nel dark web, lo trovate, dovete andare su shodan.io, ok? Ed è un motore di ricerca per i dispositivi Internet of Things che voi potete utilizzare all'insaputa del proprietario. E se volete fare delle cose che non sono proprio banali, ci sono anche i manuali per vedere come attaccare questi dispositivi. Se ci girate un po' dentro, trovate le webcam di sorveglianza, non so, dei giardini, magari di qualcuno che abita in, che so, Germania e che ha la telecamera in giardino sprotetta, e Shodan vi dice: guarda lì, se vuoi andare a vedere che tempo fa in Germania, ti colleghi alla telecamera di quel signore. Non è bello, ma c'è di peggio. Perché questa invece è Mirai, che è un servizio in realtà, che lo si compra anche qua sul dark web, che si basa su un concetto molto facile, molto semplice, banale. Tutti i dispositivi Internet of Things, che possono anche essere banalmente appunto le telecamere di sorveglianza o i router domestici, arrivano preconfigurati, perché la gente vuole comprarli, toglierli dalla scatola di Amazon, perché spesso li arrivano con Amazon, attaccargli il cavo, accenderli e usarli. Perché è un qualcosa che deve essere comodo? Perché non vogliamo doverci preoccupare della complessità legata all'informatica, alle reti, deve essere un qualcosa. Se io compro una batteria, la infilo nel portabatterie, schiaccio il tasto, accendo e tutto finito. Perché devo preoccuparmi di qualcosa di più? E invece bisogna preoccuparsi di qualcosa di più, perché i sistemi informatici sono complessi e di conseguenza quello che succede è che se noi prendiamo il sistema, lo installiamo senza preoccuparci di configurarlo adeguatamente, lo lasciamo nella sua configurazione cosiddetta di default, che è nota a tutti, compresa gli hacker. E quindi abbiamo decine, centinaia, migliaia di combinazioni, per esempio username e password note, che andando a provare nei miliardi di dispositivi Internet of Things che esistono al mondo, spesso funzionano, perché nessuno si è preoccupato di mettere in sicurezza quei dispositivi. Ripeto, miliardi o decine di miliardi di dispositivi, quindi è chiaro che se anche lo 0,001% non si è preoccupato di mettere in sicurezza, il numero assoluto di dispositivi vulnerabili è elevato. Tant'è vero che abbiamo milioni di dispositivi già infetti, cioè sono stati attaccati perché erano vulnerabili, e sono stati infettati da questa rete Mirai. Infettati da che cosa? Da un software che sta lì zitto e non fa niente. Non fa niente finché non riceve un comando. Quando riceve questo comando, scatena il suo attacco. Il suo attacco, l'attacco di questi dispositivi può essere, siccome i dispositivi tutto sommato non è che siano dei supercomputer, sono degli affarini che costano decine di euro e quindi hanno capacità molto limitate. Quindi l'attacco può essere qualcosa di molto semplice, mandare qualche messaggio a un destinatario che è stato definito appunto dal comando che ha ricevuto. Ma questo perché diventa pericoloso? E perché diventa pericoloso il fatto che proprio noi possiamo avere in casa questi dispositivi che diventano delle sorgenti di attacco? Perché se voi avete un dispositivo che manda un messaggio a un destinatario,
potete diventare parte di una botnet, una rete di bot, di robot informatici, software, che serve per eseguire un attacco di vasta scala. Perché il singolo messaggino del vostro dispositivo non fa male a nessuno. Ma se ne avete 10 milioni di questi dispositivi che contemporaneamente mandano quel messaggio, riuscite a bloccare un sistema, una rete, e fare danni estremamente gravi. Quanto gravi? Così gravi da aprire la strada a due tipi di crimine, o meglio, uno è un crimine, l'altro è di solito non viene considerato come crimine, che comunque sono il cyberterrorismo e la cyber war. Il cyberterrorismo non è altro che l'utilizzo di questi strumenti per attaccare delle infrastrutture critiche di un paese, per esempio la rete. Se in una nazione viene bloccata una rete dati, avete presente il casino che è successo per la regione Lombardia che non riusciva a fare i vaccini? Immaginatevi internet in Italia completamente bloccata, non funziona più nulla. Cioè l'economia collassa. Una botnet sufficientemente grande è in grado di bloccare una rete. C'è già stato un esempio di attacco su una rete nazionale, la Liberia, uno Stato, sì, certo, non grande come l'Italia, che è stata attaccata proprio da una rete di dispositivi Internet of Things ed è stata bloccata, la rete nazionale. Qual è la morale e quindi la consapevolezza che dobbiamo maturare su questo aspetto? Che tutte le volte che noi ci mettiamo in casa questi dispositivi, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un qualcosa che può essere utilizzato per danneggiare l'intero sistema internet, e cioè l'intero sistema ormai su cui si basa la nostra società. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo anche esserne di conseguenza responsabili, che significa configurarli opportunamente, preoccuparci di limitare l'accesso effettivamente a noi e a chi li gestisce e non lasciarli aperti a possibili attacchi, perché se no ci succede quello che si comincia a vedere anche come possibili conseguenze tragicomiche. Questa è una casa domotica in cui tutti i dispositivi sono stati attaccati da delle nuove versioni, delle versioni della Internet of Things, del CryptoLocker, per cui per esempio il frigo vi chiede il riscatto per poter aprire la porta se volete mangiare. Ok? Lo stesso le chiavi della macchina, per accendere la macchina dovete fare un versamento in Bitcoin, eccetera, eccetera, eccetera. Di questo ormai ne trovate tantissimi esempi sulla rete. Ecco, questa è una possibilità, chiaramente non è l'unico rischio che abbiamo, ma è concreto. Di conseguenza, a questo punto, dopo che vi ho detto tutte queste cose brutte, vorrete sapere, vabbè, ma io come posso difendermi, cosa posso fare? Allora, vediamo cosa possiamo fare. Innanzitutto, ripeto, consapevolezza. E quindi essere consapevoli che siamo in presenza di dispositivi che molto probabilmente sono infetti. Molti analisti, esperti di sicurezza informatica ritengono che gli smartphone siano tutti, quindi a prescindere, magari non tutti, non è vero tutti, ma assumiamo che siano tutti completamente infetti e quindi attaccati, e quindi ciò che succede sullo smartphone lo sanno tutti, almeno i cattivi lo sanno. Ecco, questo è uno dei principi su cui ragionano gli analisti. Probabilmente anche i computer magari li trattate un po' meglio, non gli scaricate troppo facilmente le app, eccetera, però probabilmente anche il PC è infetto. In ogni caso tutti i sistemi sono sotto attacco. Quando voi collegate un sistema in rete non passa un minuto prima che non riceva il primo attacco, ne passa di meno. Meno di un minuto, è già pochi secondi e già comincia a ricevere i primi attacchi. Anche i servizi di rete sono sotto attacco. Adesso molte aziende si sono spostate sul cloud per
esternalizzare i costi dovuti alla gestione dei centri di calcolo interni. Il cloud ha tanti vantaggi, ma sicuramente non ci mette al riparo dal problema della cyber security, perché anche i sistemi cloud sono sotto attacco e anche i sistemi cloud vengono attaccati e ci sono già stati, ahimè, delle conseguenze, dei danni anche in questi sistemi. E poi siamo sotto attacco tutti, siamo stati sotto attacco noi, voi, perché riceviamo continuamente come minimo mail che mirano a attaccarci. Di conseguenza cosa si fa? Si deve maturare un po' di sana paranoia. La paranoia, come dice l'autore di questo interessante libro che serve ai programmatori, come scrivere programmi sicuri, la paranoia in ambito di cyber security è una virtù. Quindi, come dobbiamo comportarci? Beh, alcune cose le sapete, sono banali, se le diciamo sempre. I social sono un punto di collegamento importante fra la realtà virtuale e la realtà reale, perché sono il punto in cui voi scrivete di essere in vacanza e chi lo legge sa che casa vostra è vuota. Questo è abbastanza evidente. Ci sono stati casi in cui tramite informazioni veicolate sui social sono stati effettuati degli attacchi. All'inizio le cose erano anche facilitate dagli stessi provider che non si erano posti, un po' come non si erano posti il problema della cyber security i progettisti dei primi protocolli di internet. Molti provider non si erano posti il problema di quelle potevano essere le vulnerabilità indotte dai social. Esempio, molti sistemi di posta elettronica, per esempio, vi chiedevano username e password e poi la domanda segreta, perché così se ti dimenticavi la password non dovevi telefonare al call center, ma ti chiedevi, ti veniva fatta la domanda segreta e tu davi la risposta corretta. E quindi la domanda segreta qual era? Come si chiama il tuo gatto? Okay? Soltanto che poi su Facebook c'era la foto di Meo Meo, il mio gatto. Ed è chiaro che il collegamento fra la domanda segreta e la foto su Facebook con scritto Meo Meo era banale. Questo poi è stato rimosso, ma ci è voluto tempo perché per un po' i sistemi sono stati attaccati in questo modo. Quindi cautela nell'utilizzo di questi sistemi, ma poi anche le regole che ci ha insegnato la mamma, non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Cosa significa oggi accettare le caramelle dagli sconosciuti? Quando scarichiamo un file, una app dallo store, o peggio ancora un programma craccato. Cos'è un programma craccato? Beh dai, lo sapete. Il programma costa, non ho voglia di pagare perché magari devo usarlo poco, trovo un bel sito russo che ce l'ha gratis e lo scarico. Ecco, cosa c'è dentro il programma craccato? Tipicamente c'è del malware, qualcuno che prende il controllo del vostro computer, dei vostri dati e di tutto ciò che fate. Questo signore, immagino che ne abbia perso un bel po' di biciclette per averle legate poco e adesso non corre più il rischio. Esattamente come leghiamo con il lucchetto la bicicletta, non lasciamo il nostro computer acceso quando lasciamo l'ufficio, perché, chiaro, dipende dalla situazione, ma un computer acceso è un punto di ingresso per la vostra azienda, verso la vostra azienda, che può essere sfruttato dagli hacker. Direte, ma fantascienza. Ma non è fantascienza. Molti hacker, quando hanno l'obiettivo, ricordatevi, criminalità organizzata, non stiamo scherzando, quando hanno l'obiettivo di attaccare un'azienda, si fanno assumere dalle imprese di pulizia. Perché così entrano negli uffici.
trovano il computer acceso, mettono una chiavetta e da quel momento poi da casa possono collegarsi alla rete aziendale dall'interno e sferrare tutti gli attacchi che servono. Ma poi anche senza andare in giro con la chiavetta, se state facendo le pulizie in un ufficio, alzate le tastiere, perché sotto molto spesso c'è il post-it con la password. E questo chiaramente è come lasciare le chiavi di casa sotto lo zerbino. Se tutti sanno che basta alzare lo zerbino per entrare in casa, l'efficacia della serratura viene un po' a meno. Esattamente quello che succede. Quindi, quello che vi dicevo all'inizio, prevenire gli effetti dei problemi dovuti alla cyber security, nasce dalla consapevolezza. Ed è una consapevolezza di che cosa? Innanzitutto che non possiamo essere ignoranti. Noi facciamo parte ormai di un sistema complesso in cui siamo tutti interconnessi e in cui ognuno di noi ha una sua responsabilità. Esattamente come se andando in autostrada voi siete responsabili, magari poi nessuno vi chiede i danni per quello, ma voi siete responsabili, almeno eticamente, per tutto ciò che succede intorno a voi. Esempio, fate un sorpasso azzardato, provocate un incidente, si crea una coda di 10 km e un po' di gente ci rimette le vacanze perché perde il volo e di conseguenza non riesce ad arrivare all'aeroporto in tempo, perde il volo, di conseguenza ci ha rimesso tutto il pacchetto vacanze perché non riesce più a recuperarlo. Ok? La vostra azione ha avuto delle conseguenze su un sacco di altre persone. Allo stesso modo, nella attività informatica e di rete, noi dobbiamo essere consapevoli di questo, non possiamo ignorare il problema. E dobbiamo anche essere consapevoli che le cose non sono facili. Dobbiamo imparare a gestire i nostri sistemi e a avere dei comportamenti corretti. C'è un po' una tendenza dei produttori a semplificare al massimo i sistemi per allargare il mercato e agevolare il consumatore. Questo per certi aspetti è comprensibile, è giusto, ma non deve eccedere, non deve andare al di là di quello che è l'esigenza della competenza minima necessaria per usare in modo consapevole e sicuro uno strumento. E poi leggi e regolamenti. Sono importanti. Noi, soprattutto noi italiani, siamo un po' allergici a questa cosa, ma le leggi e i regolamenti servono. Servono perché rappresentano degli strumenti di protezione. Se noi non intraprendiamo attività che sappiamo essere legali, esempio scaricare programmi craccati, riduciamo l'effetto del crimine informatico. E quindi conoscenza e poi paranoia, come vi ho detto. Per cui avere backup. Backup significa avere una copia che ci permette di avere un accesso alternativo, ma non solo ai dati, vabbè, è banale, ma anche a determinate attività, sapere che certe cose le possiamo fare anche se il sistema non funziona, ma anche nella vita comune. Non possiamo più permetterci di dipendere dal cellulare, nel senso che se il cellulare non funziona non sono più in grado di incontrarmi con una persona perché gli ho dato appuntamento un po' a caso, tanto ci sentiamo al cellulare, o di trovare un posto, o peggio ancora di ritrovare la strada per casa quando sono in montagna. Le vittime del GPS, quelli che quando va bene vengono recuperati dal soccorso alpino, quando va male vengono recuperati in condizioni drammatiche perché si sono fidati del cellulare per un'escursione in montagna e la montagna va rispettata. Quindi avere un backup, ma soprattutto rispetto ai dati, avere un backup di ciò che fate e tenere il backup separato dal sistema su cui lavorate. Tutti noi lavoriamo con un computer. Quando lavoriamo sul computer facciamo 2 copie, le copie devono essere sempre 2 almeno, perché
nel momento in cui fate la copia, avete i due sistemi collegati fra di loro ed entrambi sono quindi vulnerabili. Se succede qualcosa in quel momento, anche solo un guasto, rischiate di perdere entrambi, l'originale e la copia. Quindi ne serve un altro, che deve essere sempre allineato. Originale più 2 copie. Paranoico? Sì, esatto, paranoico. E queste 2 copie non le tenete tutte e 2 nella borsa del computer che sta dentro la macchina, che così quando vi rubano la macchina ci avete perso la macchina, il computer e le 2 copie di backup. Stanno in 2 posti fisicamente diversi. Esistono strategie di backup nelle aziende che sono molto sofisticate. Backup continuo, con i camion che prendono, i furgoni, diciamo, che prendono i pacchi di cassette con i nastri di backup e li portano nelle cassaforti in posti geograficamente distanti, perché se crolla l'edificio, da qualche altra parte trovo ancora i dati. Ecco, queste cose devono permeare anche nelle attività di tutti i giorni, per la nostra sicurezza informatica quotidiana. Poi, come dicevo, il problema della fiducia. Se è possibile, non fidatevi. Di chi? Di nulla, di nessuno, mai. È un po' drastica come affermazione, lo so, me ne rendo conto. Dobbiamo mitigarla. Per cui, sapendo che dobbiamo dare fiducia, cerchiamo di capire a chi la diamo. Cerchiamo di decidere che su quella cosa do fiducia, ma non aggiungere via via soggetti a cui diamo fiducia. Per esempio, se io ho deciso che con il mio computer do fiducia al mio fornitore di rete e alla banca, in questa catena di fiducia cerco di non aggiungere dei soggetti tipo un hacker che mi ha fornito un programma craccato che scarico e metto sullo stesso computer con cui faccio home banking. Perché a quel punto io avevo dato fiducia al mio computer, ma adesso nella mia catena che arriva fino alla banca sto dando fiducia anche all'hacker, che non è esattamente un personaggio a cui darei il mio bancomat. Poi gestire bene i sistemi, anche i vostri piccoli sistemi domestici. È vero che nessuno chiede che il consumatore del dispositivo domestico sia un esperto informatico, però sapere che esiste il problema e quindi che può essere utile rivolgersi a un qualche esperto, anche solo un conoscente, qualcuno che possa dare qualche linea guida, oltre al fatto che spesso leggere i manuali, seguire le istruzioni di installazione in modo scrupoloso già risolve gran parte dei problemi. Ecco, questa consapevolezza è importante per evitare di finire, per esempio, dentro quella rete Mirai di cui vi ho parlato prima, semplicemente perché ignoriamo il problema della necessità di gestire opportunamente la configurazione dei sistemi quando li installiamo. Ovviamente essere molto cauti nel fornire i dati online, in qualsiasi forma ci siano chiesti. E soprattutto non fidarsi mai di ciò che ci viene richiesto via mail. Fare sempre ulteriori verifiche. Piuttosto, se ricevete una mail di un vostro fornitore di servizi che vi chiede clicca qui per fornirmi quei dati, al posto che cliccare lì, magari andate sulla pagina del fornitore dei servizi, fate il vostro normale login e vedete se lì vi vengono richiesti dei dati. Poi utilizzo dei sistemi di comunicazione, quindi ovviamente mail, ma anche messaggistica, social network, eccetera, eccetera. Molta prudenza e consapevolezza del fatto che state fornendo dati innanzitutto al fornitore del servizio. Vabbè, avete deciso di fidarvi di Facebook, è ragionevole, ma anche a tutti coloro che gravitano intorno al vostro account, e molti di questi magari non siete sicuri di chi siano, non li conoscete, magari avete dato un po' di amicizie, sì, mi pare di conoscerlo quello, ma chissà realmente chi è. E poi abituarsi a comportamenti orientati alla sicurezza. Quindi se
maturate questa sana paranoia, pensando sempre che ciò che fate può avere delle conseguenze e possono esserci delle cose che vanno storte, e tipicamente le cose storte prima o poi vanno, allora cominciate a pensare che i nostri comportamenti devono essere orientati alla sicurezza. Pensare sempre cosa succede se sono in grado di recuperare qualcosa. I numeri di telefono più importanti, quelli che dovreste chiamare in caso di emergenza, non li avete solo sul cellulare, vero? Avete un foglietto nel portafoglio che se si scarica il cellulare vi permette comunque di dire a qualcuno chiama questo numero, perché ormai i numeri non li sappiamo più a memoria. È passato il tempo in cui si componeva il numero e lo si imparava a memoria. E poi, visto che siete qui, vi chiedo di essere tramite per diffondere questa conoscenza. Dirlo, raccontarlo. Gli insegnanti hanno un ruolo strategico in questo, perché i ragazzini non è vero che sono nativi digitali, sono ignoranti nativi digitali, usano dei sistemi che non capiscono, ed è giusto che non lo capiscono perché non è il loro mestiere e non è il loro non è un qualcosa che si può conoscere nativamente, ma bisogna insegnarglielo, bisogna far capire loro l'importanza e la delicatezza dell'essere parte di un sistema così complesso e così ampio com'è la rete internet del nostro pianeta. E con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, naturalmente se ci sono domande sarò ben felice di cercare di rispondervi. Vorrei porre l'accento sul fatto della vulnerabilità anche nel caso di una scansione di un QR code come prima domanda e come seconda domanda anche nei momenti in cui è necessario e opportuno fare doppia autenticazione in determinati accessi. Tutto qua. Per quanto riguarda la prima domanda sul QR code, la vulnerabilità ovviamente è legata agli strumenti che utilizzo. Il QR code non è altro che una forma, diciamo, grafica per codificare un dato facilmente leggibile tramite un software e una fotocamera, il che significa che sostanzialmente il QR code contiene l'equivalente di un testo e la lettura però avviene tramite la fotocamera e un programma. La vulnerabilità lì è legata al fatto che io devo utilizzare un programma di lettura. Purtroppo i cellulari difficilmente hanno nel loro sistema operativo un programma ufficiale, diciamo, garantito per la lettura dei QR code, almeno non quelli più vecchi, e quindi bisogna utilizzare un qualche software di terze parti. Questo software di terze parti legge il QR code, ovviamente può trasmetterlo a qualcun altro, potrebbe anche alterarlo, anche se questa è un'eventualità abbastanza rara, ma comunque anche qui stiamo fidandoci di un software proprio per leggere un qualcosa che non è accessibile direttamente a noi. Non siamo in grado, se non con tanta pazienza, di metterci a decodificare i puntini a mano. Per quanto riguarda la doppia autenticazione, allora, i contesti teoricamente dovrebbero essere tutti. Il problema è la praticità e il costo. E quindi quello che bisogna valutare è qual è l'impatto di un'autenticazione non sicura. Quindi si deve ragionare un po' al contrario. Mi dico, che cosa succede se un impostore riesce a catturare la password a quell'utente e a collegarsi al posto suo? Qual è il danno che può provocare? Se riesco a limitare il danno, o quantomeno magari a limitare le attività che può svolgere, e poi
soltanto su attività che possono essere dannose attivare la doppia autenticazione, come fanno alcune banche per esempio. Il primo livello di accesso è ancora username e password. Poi però se devo fare una transazione mi viene richiesta la doppia autenticazione. A quel punto riesco a bilanciare il costo, la complessità e anche la facilità di utilizzo del sistema. Da ignorante, i cookie sono pericolosi? I cookie non sono pericolosi, possono essere diciamo in qualche modo fastidiosi, nel senso che il cookie nasce da un'esigenza puramente tecnologica, cioè il nostro browser comunica, quando navighiamo su internet, sul web, comunica con un server. Quando il server risponde al nostro browser, quello che succede è che si dimentica di noi, perché per rendere i server semplici, in grado di soddisfare un sacco di richieste e non soggetti a sovraccarico se ci sono tanti utenti, una volta risposto il server passa ad altro e si dimentica completamente di noi. Ora il problema è che molte volte la navigazione richiede di andare avanti, cioè io ho fatto una ricerca, poi in base a quella ricerca voglio proseguire selezionando qualcosa che ho trovato, eccetera, eccetera. E quindi il server non dovrebbe dimenticarsi di noi. Per evitare che il server però debba rimanere attivo per ciascuno degli utenti che sono collegati, che cosa fa? Dice, guarda, questa è la mia risposta. Se hai ancora bisogno di me, dammi tutte queste informazioni che io mi ricordo così chi sei, cosa hai fatto, qual era la tua ricerca, eccetera, eccetera. E la mette dentro questo cookie e lo dà al browser. Il browser poi va avanti, dice, ah sì, questa qua è la lista delle risposte che mi ha dato Google sulla ricerca, clicco qui. Manda al server il cookie e il click, no, sul link che ha scelto. Allora, il server che cosa fa? Ricostruisce, ah sì, tu sei quello che mi ha fatto quella ricerca, questi sono i risultati, li prende dal cookie e va avanti. E così continuano a rimbalzarsi queste informazioni. La conseguenza però è che dentro il cookie, e quindi sul browser, ci sono un po' di informazioni sulla storia di quello che abbiamo fatto sui vari server. Queste informazioni possono essere utilizzate per profilarci, cioè per sapere effettivamente che cosa normalmente cerchiamo, che cosa ci interessa, che cosa abbiamo fatto, dove siamo stati, eccetera, eccetera, e quindi possono andare a impattare sulla questione della privacy. E di conseguenza è nata questa normativa a livello europeo con l'obbligo di mettere in tutti i siti web l'autorizzazione a utilizzare o meno i cookie, eccetera, eccetera. Personalmente è stata un'operazione sbagliata. Dovevano imporre ai produttori dei browser di mettere il modulo che consentisse o meno i vari cookie in modo da impattare su 5-6 soggetti che scrivono il software dei browser invece che sui milioni di siti web che ovunque hanno dovuto preoccuparsi, qui ho un collega che sa bene di cosa stiamo parlando, che hanno dovuto preoccuparsi della normativa cookie, cioè erano 4-5 soggetti contro milioni, no? Potevano agire diversamente, però così è andata. Quindi in realtà non sono pericolosi, semplicemente contengono informazioni su quello che noi abbiamo fatto. Io personalmente mi preoccuperei relativamente poco. Certo, quando è comodo può essere utile disabilitarli, ma giusto perché riceviamo già tante di quelle pubblicità che meno ne aggiungiamo e meglio è. Non è detto che disabilitando i cookie in realtà si ricevano meno pubblicità, spesso magari si ricevono più generiche e meno mirate a quello che abbiamo fatto. Lei diceva prima, professore, che si dovrebbero usare anche computer diversi in alcuni casi per mettere maggiormente in sicurezza alcune nostre operazioni. Io do una ricarica, diciamo, non utilizzo questo per mandare messaggi, per utilizzare Facebook, per l'home banking. Questo a che punto della strada tra la paranoia e la fiducia deve stare? Allora,
questo utilizzo dell'unico smartphone per fare un po' di tutto va bene, fin tanto che comunque è un utilizzo che fa una persona adulta che probabilmente non scarica i vari giochini dal Google Play Store, perché comunque le attività, le applicazioni che abbiamo su quel dispositivo sono applicazioni, diciamo, normali, non c'è nulla a rischio, compatibilmente col fatto che è tutto più o meno a rischio, ma è anche vero che le attività critiche, tipo quelle della banca, sono protette da almeno 2 elementi. Il primo è un'autenticazione a più fattori, eccetera, eccetera. Il secondo è che la banca, per ragioni di immagine, vi rifonderà comunque sempre eventuali perdite dovute a una violazione dei suoi sistemi. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Se ovviamente non è stato causa di, cioè se la causa non è stata un vostro comportamento doloso o quantomeno estremamente imprudente. Quindi questo va bene. Il problema nasce quando si cominciano a utilizzare appunto tante app sconosciute, sul computer programmi di dubbia provenienza, i bambini che giocano. Ecco, lì bisogna fare più attenzione, come ha dimostrato l'accadimento in Regione Lazio. Esiste anche una tecnologia che si chiama virtual machine, le macchine virtuali. Esistono è una cosa un po' più tecnica, quindi l'utente medio magari non si trova a suo agio a usarle, però si possono installare dei programmi anche disponibili gratuitamente, ma da fornitori blasonati, come possono essere Oracle o VMware, che permettono di far girare un intero computer virtuale dentro il nostro computer. E quel computer è un computerino, anche se virtuale, a sé stante. Per cui se si prende un virus, per esempio, basta cancellare la macchina virtuale e tutto scompare e non fa danni al resto del nostro computer. Io lo dico sempre ai miei studenti: se dovete fare operazioni, diciamo, spregiudicate, non voglio entrare nel merito, fatelo da una macchina virtuale. Il genitore, dopo 1 anno e mezzo con figli adolescenti, dopo 1 anno e mezzo in cui questi ragazzi sono rimasti a casa, hanno utilizzato il computer in modo intenso, chiamiamolo così, e il genitore che adotta delle precauzioni tipo l'utilizzo di programmi a pagamento tipo Kaspersky Kids, eccetera, per blindare, tenta in qualche modo di blindare le fasce orarie come può, perché è molto difficile, no? Con gli adolescenti. Vieta i programmi dei giochi a pagamento nel tempo, dopo ovviamente conflitti in casa, eccetera. Chiaramente i ragazzi si riorganizzano, scaricano programmi gratuiti, giochi gratuiti. Lei mi sta facendo capire che in fondo, anche se noi mettiamo delle blindature, sono blindature che trovano il tempo che trovano. Perché il ragazzo che scarica, mi sembra di capire, il gioco gratuito si porta dentro un mondo e immagino che il genitore che dentro ha la mail magari privata dove si fa anche le operazioni di bonifico bancario ha un pericolo in mano, giusto? Giusto. Il problema dell'utilizzo promiscuo ente genitore che magari fa attività anche legate al suo lavoro, con i figli che fanno scuola online ma anche giochi eccetera, è un elemento di pericolo. Ecco, diciamo che nell'ambito del mitigare senza fare cose complicate, troppo complicate, mitigare i rischi di questa condivisione, la prima cosa fondamentale, che comunque andrebbe fatta sempre, è avere degli utenti diversi. Una, strategia per gestire correttamente, vi dicevo prima, gestite bene i vostri sistemi, i vostri computer, eccetera. Servirebbe un intero seminario per andare
a vedere i dettagli, però per esempio in un computer condiviso tra tanti utenti, la prima cosa fondamentale, in realtà anche da un solo utente, la prima cosa fondamentale è avere più account diversi. Io ho un certo numero di computer su cui ho pochi utenti oppure ci sono solo io. Allora, dove ci sono solo io ci sono 2 utenti però, perché io non mi fido neanche di me stesso, o meglio, io mi fido di me stesso, ma so che quando faccio le attività normali non ho bisogno di essere amministratore. La distinzione fra un utente normale e un utente amministratore è fondamentale, perché l'utente amministratore può andare a modificare il sistema stesso. L'utente normale no. Se io mi prendo un malware come utente normale, faccio dei danni ai miei file, ma io ho i miei 2 backup offline, staccati, e probabilmente devo risistemare, magari cancello tutte le mie cartelle e ricomincio da capo ripristinando i miei dati. Ma non ho i permessi per andare a modificare il sistema operativo. Il mio computer resta integro. E poi, quando invece devo fare le operazioni da amministratore, ho l'utente amministratore, che sono 2 cose diverse. Quello che in Windows, probabilmente molti usate Windows, è l'utente limitato e l'utente amministratore. Se poi ho dei ragazzi, a maggior ragione, c'è l'utente amministratore, c'è l'utente papà, mamma, figlio 1, figlio 2, figlio 3. A parte l'amministratore, tutti gli altri utenti sono separati, distinti, quindi hanno file distinti, non accedono l'uno ai file degli altri e sono tutti utenti limitati. A questo punto il problema dello scaricare il file con il programma gratuito, eccetera, eccetera, sì, resta un problema, però è un po' meno grave, nel senso che l'utente limitato non può fare un'installazione a livello dell'intero sistema. Magari può fare dei danni ai suoi file, ma se il sistema è stato aggiornato, è fatto bene, eccetera, eccetera, è molto probabile che il sistema stesso resti protetto. Perché è molto probabile? Perché con i 50 milioni di linee di codice, se c'è qualche errorino e un hacker l'ha scoperto, fino a che non arriva l'aggiornamento che corregge quell'errore, siamo scoperti. Però questo, vabbè, è fisiologico purtroppo nei nostri sistemi. Però un modo per iniziare innanzitutto a sensibilizzare i ragazzi su questo problema e poi a gestire i computer in modo un po' più sicuro è proprio questo, usare account separati. Account separati non così, cioè ipoteticamente, e poi tutti hanno la password Pippo. I ragazzi non hanno la password dell'amministratore e neanche la password della mamma e del papà. O delle 2 mamme o dei 2 papà, a me va bene lo stesso. Cioè non vorrei... Ok? Ecco, questa è la prima strada. Ovviamente poi diffondere la conoscenza, farlo capire, perché i loro comportamenti dell'aggirare le restrizioni, bisogna far capire loro che sono dei comportamenti che mettono a rischio il nostro benessere, tutto sommato. Quindi cercare di farli crescere maturando questa consapevolezza. Non è facile, però almeno un tentativo. Bene, se non ci sono altre domande io non posso che ringraziare ancora una volta ovviamente sia gli organizzatori e la città di Tolmezzo che ci ospita e tutti voi, pochi ma come si dice veramente buoni, perché la partecipazione è stata veramente piacevole e appassionata. Quindi vi ringrazio, spero di rivedervi in una prossima occasione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.